Ancora un cordiale buonasera, i titoli sono questi, li avete sentiti, sono le principali notizie. In apertura proprio la cronaca con i ladri che tentano di scardinare nella notte la cassaforte dello storico Caffè Pedrocchi, ma sono stati traditi dal sistema antincendio che li mette in fuga. I malviventi si sarebbero così nascosti nei bagni del locale aspettando la chiusura per mettersi all'opera. I dettagli e le interviste. Nessun malore segnalato, indagini anche in provincia di Padova, caccia di 3 salami avvelenati rubati nell'abitazione di un contadino del Polesine che aveva, pensate, aveva negli insaccati un pesticida per difendersi dai continui furti. Sentiamo la storia. Eccoci di nuovo in studio, si conclude qui il nostro telegiornale con le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, auguro ancora a tutti un buon anno e arrivederci. Anche oggi giornata festiva dell'Epifania, negozi aperti sia in centro storico ma anche nei grandi centri commerciali. Anche oggi ondata di acquisti, ma Confesercenti mette in guardia dai facili entusiasmi e dice è solo il boom iniziale perché comunque nel 2012 i conti saranno in rosso. Sentiamo. E questa è l'Epifania degli acquisti, invece adesso vediamo le 8.000 calzette piene di dolciumi che sono state distribuite oggi pomeriggio in Prato della Valle durante l'attesa del grande rogo della Befana e poi via lo spettacolo della Pira, accesa e spenta sempre con la dovizia dei Vigili del Fuoco. Tutte le immagini. Ancora cronaca, arresti e denunce al termine dei controlli effettuati dalla polizia nelle zone calde di Padova, in manette 4 spacciatori, ma il bilancio parla ancora anche di 6 extracomunitari trasferiti al centro di espulsione di Gorizia. In totale i cittadini rimpatriati in meno di 4 mesi sono circa 150. Tutte le immagini. Notte ricca di interventi per i carabinieri impegnati a fronteggiare le bande di ladri che da mesi imperversano nei comuni della provincia. Altri 10 episodi registrati nella notte scorsa tra furti, tentati furti e una truffa ai danni di un'anziana padovana. In manette 2 ladri di gasolio, sentite come hanno fatto a rubarlo. Adesso lo sport con il calcio, battere la Sampdoria per restare agganciati al treno promozione e condannare i blu cerchiati alla lotta per la salvezza. Il Padova sta preparando la partita di sabato con la massima attenzione, mentre la prevendita procede a gonfie vele. Sentiamo. Calano morti e feriti, ma rimane a Treviso il triste primato delle vittime sulla strada. Il bilancio 2011 della Postrada del Veneto che da novembre ha multato solo 15 persone che non avevano a bordo le catene o i pneumatici invernali. Sentiamolo allora nei dettagli. Parliamo adesso di infiltrazioni mafiose. Il Veneto da alcuni anni denuncia di essere in grave pericolo, lo confermano poi le analisi di Avviso Pubblico, l'associazione di comuni antimafia. Cresce il numero di amministratori nel mirino delle cosche, ma anche quello degli imprenditori a rischio di usura o truffa. Guardate. Eccoci di nuovo in studio, ma solo per i saluti. Finisce qui la nostra edizione, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Caccia fortunata all'alba per le volanti della polizia. Dopo rapide ricerche della zona hanno permesso agli agenti di rinvenire poco dopo il colpo decine di migliaia di euro di merce appena rubata in una tabaccheria di Via Montà. Un ladro è riuscito a fuggire nei campi, il servizio. E a proposito appunto di chi corre in aiuto, insomma, che tutela il cittadino, è arrivata la risposta alla raccolta firme per la sicurezza organizzata dagli abitanti di Sant'Anna di Piove di Sacco. Apre dunque in quartiere un distaccamento della polizia locale che sarà ospitato dalla parrocchia. I dettagli. E adesso invece linea alla regia per pochi istanti, le previsioni del tempo e intanto però vi saluto. Finisci qua il nostro telegiornale. Arrivederci. E ora la cronaca. Ha cercato di sfuggire ad un controllo della polizia ma è stato raggiunto e fermato. A quel punto ha reagito colpendo gli agenti con calci e pugni e danneggiando anche l'auto di servizio. In manette è finito un tunisino di 23 anni con permesso di soggiorno umanitario che ora gli verrà revocato. Sentiamo anche le altre notizie però. È partito questa mattina il cantiere che servirà per rifare il piazzale della stazione. Non si sono registrati particolari problemi, ma più di qualche automobilista è stato rimasto perplesso in rotatoria, subito allontanato però dalla polizia municipale. Le immagini. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito fino a qui e buona continuazione con i nostri programmi. E invece adesso cambiamo argomento, parliamo della rivolta in tutte le categorie interessate dalle liberalizzazioni, previsti scioperi e disagi nei prossimi giorni anche a Padova. Sulle aperture domenicali è intervenuto anche il vescovo Monsignor Mattiazzo che dice contribuiscono alla cristianizzazione della società, l'ha detto proprio lui oggi il presole, ascoltiamolo. E
E ora siamo al calcio, la nostra Serie B, ottimo pareggio casalingo per il Cittadella contro la capolista Torino, 1-1 il risultato finale con un gol iniziale dei Granata di Foscarini con Gasparetto poi al quinto del primo tempo e pareggio del Toro con Antenucci al 16°. Molte le occasioni per passare in vantaggio, soprattutto per il Torino, ma il Cittadella ha saputo resistere bene in difesa e ottenere così un prezioso punto. Il Padova invece sarà impegnato lunedì sera a Reggio Calabria nel posticipo della serie cadetta. E adesso sentiamo in breve delle notizie di cronaca da Padova ma anche dalla provincia. E ora siamo allo sport, una bella pagina di calcio di Serie B, eccezionale prova del Padova nel posticipo di ieri sera a Reggio Calabria, 4 gol dei biancoscudati hanno cancellato non solo la regina ma anche i malumori sollevati dalla ultima brutta prova, diciamo, con la Samp. Tutti i dettagli. Eccoci di nuovo in studio, con il meteo si chiude il nostro telegiornale, non ci sono altre notizie, grazie per l'attenzione e buona continuazione con i nostri programmi. Arrivederci. E ora passiamo agli scontri in Val di Susa, appartenente alla cerchia del centro sociale Pedro, un 21enne è stato arrestato questa mattina a Padova durante il blitz della Digos che ha toccato mezza Italia. È uno studente di giurisprudenza del Bo, residente al Portello, ma cerchiamo di capire di più di questa operazione. Vi ricordiamo anche i nuovi orari del nostro telegiornale, quello di Padova e provincia, che ora va in onda alle 18:35 con replica alle 20:10, alle 18:30 invece un'anticipazione, un'anteprima TG, insomma, delle principali notizie e servizi che poi andranno in onda nelle varie edizioni provinciali. Cambiato anche l'orario dell'edizione regionale della fascia di pranzo, in onda ora tutti i giorni alle 12:30 con tutte le anticipazioni di Padova e provincia. E adesso invece sentiamo il tempo, insomma le notizie, le ultime notizie dalle previsioni. Siamo arrivati alla fine di questa edizione, non ci sono altre notizie, adesso vi lascio con i nostri programmi e vi auguro naturalmente una buona serata, arrivederci. Intanto abbiamo visto proprio le immagini esterne. Un ladro di 40 anni si è introdotto al piano nobile del Caffè Pedrocchi, che ospita la mostra dedicata alla storia dell'Unità d'Italia, arrestato dalla polizia mentre rovistava nei cassetti. A Capodanno, lo ricordiamo, i ladri avevano forzato la cassaforte del caffè, però poi messi in fuga dal sistema antincendio. Sentiamo cosa è successo. Scatta domani il Provincia Day, il giorno dedicato ai consigli unitari, provinciali unitari per dire no alla scomparsa e allo svuotamento dell'ente provincia, consigli aperti ai dipendenti e a tutte le componenti territoriali. Sentiamo. E adesso il nostro telegiornale si conclude qua, vi lascio con il meteo, arrivederci a tutti.